Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537. Entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech, we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, nuovo appuntamento con la domenica di 131, il consueto contenitore domenicale dello sport sardo tra calcio, basket e tante altre belle iniziative che come sempre vi raccontiamo in diretta su 131.com, su televisione live al canale 88 del digitale terrestre, su UTG.net e su Directa Sport ovviamente. Insomma, una domenica, anzi un weekend molto intenso per le squadre sarde, un weekend lungo, iniziato venerdì con il gran bel successo del Cagliari di Ranieri in casa contro l'Ascoli. Come sempre, non sono da solo, con me c'è Roberto Pina. Ciao Roby. Ciao Fra, ben ritrovati a tutti gli appassionati di sport sardo in generale, a 360 gradi. Assolutamente sì, ovviamente tanti eventi calcistici, lo sappiamo, insomma, Sì. è un po' il focus un po' di questa trasmissione, soprattutto tra Serie C e Serie D, ma tanto basket anche, perché insomma si è appena conclusa la sfida della Dinamo Woman di Antonello Restivo, che ha perso nuovamente in trasferta contro Crema di Misura, tra l'altro 65-61. Sta giocando la Dinamo Sassari di Piero Bucchi invece contro Scafati. Andiamo a vedere proprio in questo esatto istante il risultato. 31-26, sta vincendo di 5 la squadra bianco-blu, ma come dicevamo Roby, insomma, un weekend calcistico che è iniziato venerdì con il 4-1 del Cagliari di Ranieri contro l'Ascoli, un secondo tempo davvero scintillante dei rossoblù, e che chissà, insomma, che non sia davvero la chiave di volta per tutta la stagione. Ieri Serie C, insomma, davvero Sì. risultati deludenti per Torres e Olbia, due sconfitte, posso dire, inopinate e anche forse inattese, visto che comunque le due squadre sarde affrontavano penultima e ultima del girone B, ovvero Imolese e Montevarchi. Come sempre ci sarà un lungo spazio dedicato alle due sarde, che appunto ieri hanno perso, ma non ci sarà troppo tempo, diciamo così, Roby, per piangere sul lato avversato, visto che già dopodomani torna in campo la Serie C col turno infrasettimanale. Tra l'altro sfide assolutamente da non sbagliare per Torres e Olbia, ma anche in Serie D, insomma, è stato un weekend bello pimpante, possiamo dire così, iniziato Per una ieri volta con la anche vittoria positivo. Non ce ne voglia lui, però non per una volta anche positivo. Esatto, non so Luri se sia d'accordo con questo, però insomma, diciamo, sicuramente se facciamo la media, insomma, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta per le squadre sarde, è tornata a vincere l'Ilva Maddalena dopo tempo inenarrabile e incalcolabile praticamente. Bel pareggio Dopo il derby, in rimonta vinceva dal derby in casa di dicembre, ecco, vedi. Quindi è la mancava prima da parecchio. vittoria del 2023, perché era l'ultima gara del 2022, di fatto il derby appunto contro la Zacchena, che ha vinto contro l'Atletico Uri. Pareggio, dicevamo, invece della Costa Orientale Sarda, importante a Nola, perché dà continuità alle 3 vittorie consecutive, anche se poi lo vedremo dal solito cartello della grafica. Insomma, fondamentalmente è ancora tutto assolutamente in gioco Sì. in Serie D. Ha perso ieri il Cagliari Primavera di Michele Filippi 1-0 contro il Napoli, però già ha vinto la Torres femminile, caro Roby, di Mauro Ardizzone, 4-1 al Tavagnac. Andremo a sentire anche le parole del tecnico della Torres. Scontro diretto salvezza importante, che poi infatti analizzeremo magari al volo.
Esatto, però ecco, prima di passare alla Serie C ti chiedo un commentino proprio super rapido su questo weekend. Questo secondo me è stato il weekend dei segnali. Ha iniziato il Cagliari a mandare un messaggio a tutti venerdì nell'anticipo di Serie B, ha fatto capire dopo un primo tempo di grande difficoltà che Claudio Ranieri sa toccare le corde giuste e ha veramente ribaltato secondo me la sua squadra mentalmente per poi centrare quel 4-1. Pensate, il Cagliari non faceva 4 gol dal 2021, il famoso 4-3 al Parma. Ne ha fatti 4 in 45 minuti dopo che per 6 partite ne aveva fatti appena 3 e solo con la Padula. È tornato al gol Marco Mancosu, per lui 103 professionisti, il destino e l'idea del calcio sono pazzeschi perché il primo gol l'aveva fatto proprio contro l'Ascoli all'esordio con la maglia del Cagliari e invece il 100° è arrivato di nuovo contro l'Ascoli e sempre con la maglia del Cagliari, ma soprattutto poi è arrivata anche la rete di Zappa, insomma un Cagliari che sa segnare con più uomini, che sa reagire e questo è un bel segnale mandato a tutte le dirette avversarie per i playoff. Al contrario, messaggio di allarme SOS sparato dalla Marina di Olbia e di Sassari perché di fatto perdere contro ultima e penultima in Serie C è un chiaro veramente campanello d'allarme per le due sarde del girone B. Torres che secondo me è molto più in alto mare rispetto all'Olbia. L'Olbia dopo un buon periodo, un passo falso ci può stare, forse si è abbassata un po' troppo la tensione, tu eri al Nespoli, magari ce lo dirai anche nel dettaglio dopo meglio, Sì. Dopo che vai in vantaggio contro un Imolese oggettivamente molto in difficoltà non puoi farti recuperare. Dall'altro campo invece una Torres che non riesce più a vincere, per fortuna, e dico per fortuna c'è stata quella vittoria recente contro Alessandria in casa al Manisan, altrimenti in questo momento la Torres veramente sarebbe in acque ben peggiori. Per ora è ancora salva la squadra dei Sottili, però tra emergenze, scuse, alibi e mentalità e soprattutto clima veramente brutto a Sassari ci sarà da lottare fino all'ultimo per salvarsi, con Rimini che deve essere subito una prova di reazione. Invece in Serie D, proprio perché è il weekend dei segnali e delle risposte, ottima risposta dell'Arzachena, serviva contro un derby molto sentito che arrivasse una vittoria per continuare a cullare il sogno playoff. La COS fa il punticino contro un'Ola che era una delle squadre più in forma del campionato e quindi ci può stare perché a inizio anno sarebbe stato quasi 2 punti buttati, invece in questo momento della stagione è un punto raccolto. E poi importantissimo il successo di l'Ilva Maddalena che torna a sperare dopo veramente un 2023 che era stato da incubo. Ecco, prima chiaramente di parlare di Serie D, parliamo di Serie C, iniziando il nostro cammino nella terza serie, come sempre, dal cartello dei risultati della 31esima giornata del girone B. Vediamo in testa appunto le due risultati delle due sarde, le sconfitte: Olbia 1-2 contro l'Imolese e 1-0 della Torres contro il Montevarchi. Tanti altri risultati importanti in chiave salvezza, lo vedremo poi anche dalla classifica: 0-1 vittoria pesante della Recanatese contro il Fiorenzuola, 1-1 tra Gubbio e Cesena, vittoria preziosa in chiave sarde della Lucchese contro l'Alessandria per 0-1, altra vittoria pesantissima che è quella dell'Ancona contro il San Donato Tavarnelle per 3-0, 0-0 tra Fermana e Carrarese, 0-1 vittoria della Virtus Entella che riapre di fatto anche la lotta per il primo posto in casa della capolista Reggiana, 1-1 tra Rimini e Pontedera, e poi questo 4-0 roboante del Siena contro la Vispesaro, altro risultato che fa piacere alle due sarde. Perché? Perché andiamo a vedere la classifica in testa: Reggiana 68, secondo posto Virtus Entella a 60, 53 per l'Ancona, 50 per la Carrarese. Spostiamoci a destra iniziando dalla 36 punti della Recanatese che appunto con la vittoria di ieri si è ulteriormente tolta dalla zona caldissima. 33 per la Torres, 31 per Olbia e San Donato. Pensa Roby, nonostante la sconfitta, ora l'Olbia sarebbe salva se il campionato finisse in questo momento, sì, grazie a 2 gol in più nella differenza reti rispetto alla San Donato che appunto a 31 punti apre la zona play-out, 30 punti per la Vispesaro, 29 per l'Alessandria, 25 per l'Imolese e 24 per il Montevarchi. Tra l'altro l'Imolese che dovrebbe essere penalizzata di 2 punti per questioni amministrative, ma al netto di questo... se riusciamo a rimanere un attimo sulla classifica... Sì, perché ci sono 2 aspetti importanti, secondo me, entrambi per le sarde. Innanzitutto il successo della Virtus Entella che ti riapre il campionato, la Torres dopo il Rimini avrà la Reggiana, è una Reggiana che non può farti regali, e quindi anche questo per la Torres sarà molto complicato. Guardando ancora in più alla classifica, al momento per l'Olbia
nessuna di quelle che sta dietro sta facendo meglio appunto della squadra di Occhiuzzi a livello di rendimento nell'ultimo mese, mentre è molto più complicato per la Torres, che è la quart'ultima squadra per rendimento da metà febbraio a metà marzo, di fatto analizzando quest'ultimo periodo. Peggio però di quelle che si devono salvare fa solo la Vispesaro, perché le altre due squadre che fanno peggio della Torres in questo momento sono Fiorenzuola e Gubbio, che però sono nettamente più avanti rispetto ai rossoblù. Quindi è una classifica, secondo me, che arrivati a questo punto va guardata ogni secondo, perché ti dà l'indicazione del momento e dà l'indicazione anche di quello che è il destino salvezza. Tra l'altro, insomma, sentiremo anche le parole sia di Occhiuzzi che di Sottili. A breve iniziamo il discorso con highlights e analisi delle partite proprio dall'1-2 del Nespoli, questa sconfitta che, ribadisco, l'ho detto prima, forse l'ho scritto anche oggi nell'analisi, inopinata, perché era il termine che abbiamo scelto poi ieri anche con i colleghi nel post partita, caro Roby, perché effettivamente, insomma, dopo un primo tempo con l'Olbia che passa in vantaggio contro una squadra in netta difficoltà e col vento a favore non riusciva a sfruttarlo l'Imolese, sembrava che fosse tutto apparecchiato, insomma, per l'ennesimo risultato positivo dei bianchi, e invece è andata in maniera diametralmente opposta. Andiamo a vedere gli highlights di Olbia Imolese. Ecco Roby, ieri anche nelle pagelle abbiamo scritto un Olbia a due facce, un po' come è successo al Cagliari venerdì sera, però all'opposto, cioè il Cagliari contro l'Ascoli ha sbagliato il primo tempo e ha giocato decisamente meglio la ripresa con i cambi giusti e via dicendo. Ieri è successo ai rossoblù di Imola questo gioco, nel senso che effettivamente l'Olbia, insomma, al di là di un paio di occasioni, tutte poi nel finale, a risultato oramai praticamente quasi compromesso, insomma, ha prodotto giusto questa azione abbastanza confusa, abbastanza insomma un po' dubbia, perché dalla tribuna c'era sembrato, poi anche il replay non chiarisce totalmente, insomma, se Contini tocchi il pallone con la mano, tant'è che se tu noti anche i difensori restano un po' un po' a capire, Sì. Si aspettavano probabilmente il fischio di un Emanuele, che sarebbe l'arbitro che ha arbitrato, che ha fischiato ieri al Nespoli, a mio modo di vedere. Non di un Emanuele qualsiasi, diciamo. No, esatto, non di un certo Emanuele, ma insomma, dicevo, una partita, una prestazione totalmente negativa, quella del fischietto appunto di ieri del Nespoli. Nel secondo tempo cosa è successo? Che l'Imolese, due cambi, hanno tolto, Antonio Lì ha tolto il centravanti statico, lo svedese Corner, che nel primo tempo era stato controllato senza nessun tipo di problema da Brignani e Bellodi, ha messo Dauria, che punta vera non è un centravanti di fisico, quindi ha provato un po' a smuovere le acque davanti, passaggi stretti, palla a terra, la difesa dell'Olbia fondamentalmente non ci ha capito niente. Questo è il gran gol
di Dauria, guarda, colpi di tacco, insomma, Beh, davvero, Dauria è davvero un un signor gran gol. giocatore, non è un Assolutamente centravanti, sì, ma è un assolutamente signor sì. giocatore. Va detto che l'Olbia, come giustamente stavi facendo vedere, ha rischiato molte più volte prima del gol di Dauria, Sì, perlomeno quanto si vede anche dalle sintesi, di prendere il gol, perché sembrava sì. molto molle la difesa, molto schiacciata verso il proprio portiere. Sì, diciamo che mentre appunto l'Imolese nel primo tempo non è riuscita a sfruttare il vento a favore, è successo lo stesso all'Olbia, però la differenza è stata che l'Imolese è riuscita a trovare le soluzioni appunto, per sfruttare il vento contro, o meglio, per limitare gli effetti del vento contro nella ripresa. Quindi palla a terra, scambi stretti, effettivamente davvero la difesa dell'Olbia non ci ha capito granché e sono arrivati quei 2 gol, un paio di parate decisive di Sposito, le abbiamo viste prima negli highlights. In casa Olbia cosa dire? Un primo tempo in cui si poteva e si doveva fare qualcosa di più, soprattutto in attacco, cercando di sfruttare le mancanze dell'Imolese, che resta comunque, insomma, la penultima squadra del girone B per rendimento. Lo si è visto anche nel primo tempo, ti devo dire, insomma, effettivamente l'impressione sembrava quella che l'Olbia potesse portare effettivamente a casa abbastanza in carrozza il successo. È arrivato tra l'altro il primo gol di Daniele De Sena con la maglia dell'Olbia. Per il resto però insomma è successo veramente quello che nessuno si aspettava, un secondo tempo senza mordente da parte dei bianchi, troppo nervosismo, addirittura 11 ammoniti in tutta la partita, 8 dell'Olbia, con cartellini gialli super pesanti, Roby, perché prima di affrontare il discorso San Donato Tavarnelle nello specifico, però va detto che mancheranno 3 pilastri di questa squadra, ovvero Emerson, Brignani e soprattutto Daniele Ragazzu, tutti diffidati, tutti ammoniti da un Emanuele eccessivamente severo nei confronti dei padroni di casa, che probabilmente ha anche indirizzato col suo operato soprattutto la seconda mezz'ora o meglio appunto, la seconda parte della ripresa. Alla fine sono arrivati 3 colpi di testa nel finale, frutto totalmente della disperazione, però uno di Nanni e 2 di Brignani, troppo poco. Andiamo a sentire Roberto Chiuzzi, Roby, perché nelle parole di Occhiuzzi, che tra l'altro non è in sala stampa, era squalificato, quindi abbiamo dovuto fare chiaramente le riprese fuori, per ovvi motivi regolamentari, però si percepisce davvero la delusione dell'allenatore calabrese, che urlava dalla cabina stampa, però evidentemente insomma i suoi urlacci non sono serviti. Andiamo. Della partita dello slancio, però ecco, lato positivo, mettere i piedi per terra, ritornare a mettere i piedi per terra e ritornare a fare ciò che facciamo tutte le domeniche, quello è importante, insomma. Io penso che c'è stato, poi ho visto un po' di nervosismo nei ragazzi, perché comunque dicevo prima della gara che devi aspettarti, qualsiasi squadra ti può mettere in difficoltà, anche una squadra che è lì sotto come noi a lottare, e non per questo non lo devi mettere in conto, e forse loro nella loro testa forse non c'era in conto questo, quindi poi ti sei innervosito al primo magari schiaffo che hai preso da parte loro, quindi invece la squadra deve fare sempre quello che proviamo in settimana, e forse ecco, in quello, quando più interpreti magari sono un po' fuori dalla gara, lo paghiamo, quindi questo forse è l'unica giustificazione, però non per questo posso buttare a mare questi ragazzi che stanno facendo un percorso positivo e dovranno ritornare a pedalare. Ecco, a rimettere i piedi per terra forse a volte non fa male, insomma. Dobbiamo sicuramente dare più certezze possibili con gli interpreti che abbiamo, quindi mettere in campo più certezze possibili per poter affrontare questa gara, che è un'altra gara fondamentale, e quello è. Quindi da domani ci mettiamo a lavorare con questi ragazzi. Ecco, il lato positivo che comunque è un gruppo oggi di 25 ragazzi, 26 ragazzi, che comunque tutti sono pronti a dimostrare il proprio valore. È normale, quando uno entra in campo, e lo dico sempre, arriverà il turno di tutti, chi si allena, si allenano sempre bene, poi dovranno entrare in campo e dimostrare, arriverà il loro turno, è il momento che arriverà il turno di qualcuno, e sono sicuro che faranno la loro prestazione. Ecco Roby, abbiamo sentito le parole di Occhiuzzi quando dice deve essere la partita dello slancio, invece sarà utile a farci rimettere i piedi per terra. Effettivamente insomma si nota il fastidio del tecnico calabrese, che non si aspettava questo tipo di
di partita da parte dei suoi. Però ecco, ieri mentre parlavamo anche con l'ufficio stampa e con il collega dell'ufficio stampa dell'Olbia, veniva sottolineata una tendenza preoccupante in qualche modo, ovvero che, abbiamo scritto anche oggi nella nostra ripresa, c'è un momento della stagione, negli ultimi anni, dell'Olbia in Lega Pro, arriva al Nespoli una squadra ormai disperata, totalmente pericolante, quasi spacciata, possiamo dire così, l'Olbia perde. È successo con la Lucchese nel 2018-19 e anche con la propria Piacenza, che poi venne addirittura esclusa dal campionato. Era successo l'anno prima contro l'Arezzo. Insomma, evidentemente manca nel momento veramente topico, noi l'avevamo definita, ti ricorderai, sia domenica che martedì in Serie 131, la prima di due partite decisive che potevano dare veramente lo slancio all'Olbia, anche perché non so se riusciamo a rimettere la classifica nuovamente. Se l'Olbia avesse fatto questi 3 punti, come chiaramente in casa bianca tutti si aspettavano, ora sarebbe a 34 punti, avrebbe superato la Torres, sarebbe a 2 punti dalla Recanatese, sarebbe addirittura a quel punto a 12 punti dall'Imolese. Insomma, non dico che sarebbero stati già salvi i galluresi, però capisci bene che effettivamente poi affrontavi la gara contro il San Donato con 3 punti di distanza dai toscani. Non dico che potessi anche permetterti di perdere, però sicuramente queste 3 assenze che ci saranno martedì le avresti probabilmente ammortizzate in maniera migliore. E invece non solo hai fatto vincere l'Imolese, ma l'Olbia è stata fortunata. C'è questo paradosso, no? Che ha perso ieri eppure ha guadagnato una posizione. Che è una Però che... sai, ci sono 2 aspetti importanti. Sbagli adesso, hai la fortuna, paradossalmente, come dici tu, la classifica ti aiuta anche, nonostante la sconfitta, cioè mentalmente la classifica non ti ammazza, nonostante l'errore di aver fatto vincere l'Imolese in casa tua. E poi a San Donato lì vai a reagire nell'estrema emergenza. A volte le squadre trovano più coraggio nell'emergenza, perché non hai più alibi, non c'è Ragazzu, non c'è Emerson, come dicevi tu, mancano giocatori importanti, devi fare bene, anche te la vai a giocare, tra l'altro anche Brignani, ricordiamoci, te la vai a giocare davanti fa il suo, e te la vai a giocare con una squadra come San Donato Tavarnelle, che è vero che al momento sarebbe in zona playout, però secondo me è una squadra solidissima, non è mai facile fare punti contro il San Donato in questo campionato, e quindi sarà la vera prova del 9 secondo me, perché se vinci là trovi le certezze giuste, se riperdi rientri in un circolo di negatività che già ti ha accompagnato nella prima parte di stagione e che poi è difficile, no? Quando i risultati non ti accompagnano, dimenticare. Prima di sentire De Sena, una delle poche cose a cui appigliarsi probabilmente in questo momento per l'Olbia in vista della trasferta di martedì, c'è il fatto che il San Donato in casa è la peggiore squadra per rendimento di tutto il girone, solamente 12 punti, e ha vinto solo una volta in casa il 29 novembre scorso contro il Montevarchi, così giusto per che sarebbe in casa Montevarchi, tra l'altro. Esatto. La cosa bella è che il Montevarchi giocava in casa ma ha perso. Esatto, che il San Donato pensa non per ha lo noi stadio. fare gli highlights, sempre questo Montevarchi, fare una del San Donato, una del Montevarchi quando va all'Olbia, poi lo fai lo stesso dell'altro, dici, ma sempre in questo stadio giocano? Sì, effettivamente sì, sempre in questo stadio giocano, però insomma effettivamente questo per dire che effettivamente davvero l'impresa è possibile, perché questo dicono i numeri, dice la classifica. Tra l'altro una squadra come l'Olbia in trasferta in questo 2023 ha sempre fatto molto bene. Ricordiamo le vittorie di Fiorenzuola e Gubbio di misura con 2 calci di rigore, per cui insomma andiamo a sentire De Sena prima di passare alla Torres. Fa rabbia che secondo me l'Imolese ci ha messo qualcosa in più. Quando parlo mi metto sempre io davanti, quindi non sono io il primo a farmi un esame di coscienza su come è andata la partita. Sottovalutato, non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno, e non mi piace neanche parlare di sottovalutare gli avversari, anche perché non ce lo possiamo permettere. Però obiettivamente l'Imolese ha fatto meglio di noi, e questo per una squadra come la nostra che si deve salvare non deve capitare. È vero, venivamo da dei risultati utili positivi, c'è stata questa battuta d'arresto,
speriamo che serva come schiaffone, ma bello forte anche. Oggi era forse la partita più importante, perché obiettivamente era quella, come era la partita più importante per l'Imolese. E come ho detto prima, l'Imolese si è adattata meglio, ha interpretato meglio la partita e ha vinto meritatamente, perché comunque ha creato, ha giocato, ha sempre giocato, e quindi è giusto che ci prendiamo questo schiaffone, è giusto che, ripeto, io in primis e tutti noi, perché andiamo in campo noi giocatori, ci facciamo un esame di coscienza. Ecco, Roby, abbiamo sentito anche le parole di Daniele De Sena. Tra l'altro si è cosparso il capo di Cenere, in realtà è stato tra i più positivi ieri dell'Olbia, uno dei pochi che si è salvato al di là del gol, è uscito perché effettivamente davvero non ce la faceva più. Abbiamo detto, il vento ha inciso pesantemente sulla partita, però come ha detto anche poi in un altro spezzone che sentirete domani in zona mista, il vento c'era per entrambe le squadre, quindi è stato onesto anche da quel punto di vista. Roby, passiamo alla Torres, perché insomma c'è tanto da dire. Vai. Anche della Torres. Ovviamente iniziamo dagli highlights appunto di Montevarchi Torres 1-0. Ecco, abbiamo visto appunto questi 2 minuti, la partita in 2 minuti tra Montevarchi e Torres. Roby, lascio a te l'analisi perché insomma c'è tanto da dire su questa Torres. Sì, c'è tanto da dire, poi di fatto è stata un po' una gara sulla falsariga di quanto ho visto di recente in casa rossoblù. Semplicemente stavolta la Torres non è riuscita neanche a segnare un gol. Arriva la terza sconfitta di fila dopo il derby e dopo il Pontedera in casa, il secondo 1-0 di fila che subisce la squadra di Sottili, che ha tanti alibi questa rosa, gli va dato veramente, gli va riconosciuto che ha tanti alibi, perché ha tantissimi giocatori infortunati. Si è presentata a Montevarchi in Valdarno senza Urso, Masale e Rivero squalificati, e nel venerdì, diciamo, di avvicinamento alla partita c'è stato un virus, stavolta influenzale, non in gastrointestinale, non si capisce perché ci siano così tanti virus dalle parti dell'acquedotto, però tant'è. Virus influenzale. Sottili ha avuto 4 giocatori di movimento, per cui Scotto, Carminati, che non ha mai giocato in stagione, Lisai e appunto questi 3 giocatori, che entrambi, questi 3 che ti ho pronunciato, avevano la febbre a 38, con Heinz e Campagna che avevano la febbre a 40 e sono rimasti in albergo, sono stati recuperati prima di tornare in Sardegna.
però gli alibi stanno a zero, cioè proprio perché il Montevarchi lo devi battere anche con 12-13 giocatori, oppure puoi perdere ma in un altro modo. La Torres ha perso senza mordente, ha perso con un'ennesima ingenuità difensiva su un traversone, dove ha sbagliato Riccardo Pinna che non è andato in marcatura su Cesarani che prende il palo, e poi dorme Antonelli su Italeng, e comunque era l'arma più pericolosa di questo Montevarchi in area di rigore, ed è stato proprio lui a fare male col tap-in vincente. E la Torre soprattutto è mancata proprio a livello di reazione, perché è una squadra che si deve salvare, che comunque al primo anno in C deve togliere prima o poi fuori gli artigli. Non è possibile perdere 1-0 uno scontro diretto salvezza e avere la prima ammonizione al 94esimo con buona volontà perché ha calciato un avversario in ritardo. Non è proprio pensabile. Se ti vuoi salvare in questa categoria serve un altro tipo di cazzimma, visto che ormai il napoletano è stato sdoganato tra scudetto, forse semi-scudetto della squadra di Spalletti e le varie serie TV. Serve davvero un altro carattere a questa squadra per salvarsi, perché è vero che al momento è ancora salva, ma con questa mentalità non ci si salverà. Stamattina c'è stata una riunione importante da parte della dirigenza, dello staff comunque del club rossoblu. Si è deciso di confermare per il momento Stefano Sottili. Credo che anche in caso di sconfitta contro Rimini potrebbe rimanere, a meno che proprio non arrivi una sconfitta clamorosa, roboante. La volontà è quella di non tornare sui propri passi, quindi non richiamare Greco per il momento, di andare avanti così, provando a mettere, diciamo, sul banco degli imputati al momento i calciatori, e oggettivamente da tutti ci si deve aspettare quel qualcosina in più. Va anche detto che Ruocco sta rientrando da un lungo infortunio, ci ha provato ma non sta bene. Scappini è al 20%, lo si è visto ieri, ha fatto un primo tempo veramente lontano dai suoi standard. Scotto dall'anima, ma è entrato l'ultimo a 20 minuti con una condizione tutta da trovare. Omoregbe, che aveva la febbre, non stava bene, si è visto ieri, era molto spento. Il problema è che questa Torres fino a qualche mese fa aveva delle certezze che erano i difensori, magari era brutta ma subiva poco. Ora ha iniziato a subire anche tanto, ha iniziato a mostrare delle crepe difensive. Io credo che questa squadra abbia ancora la qualità per salvarsi in questo girone B, però deve crederci con la testa, perché se non ci credi gli avversari non ti regalano niente. La sfida di Montevarchi contro una squadra oggettivamente avversaria molto in difficoltà ti ha dimostrato che non puoi sperare che c'è qualcuno peggio di te per rimanere in Serie C. Sì, assolutamente. Come dicevi tu prima, senza i 3 punti con l'Alessandria, ora la Torre sarebbe in zona play-out, proprio Sì. zona rossissima, a 30 Sì, punti. e poi tra l'altro un inciso prima di ascoltare Sottili, perché però sembra sempre che vogliamo prendercela con Sottili. Io credo che le problematiche principali della Torres in questo momento non siano da attribuire al tecnico toscano, siano una questione di scelte. La Torres forse ha fatto il passo più lungo della gamba, secondo me, anche senza forse, sotto Natale. Aveva un allenatore con cui era salva, magari non era allenatore della vita, però comunque era in linea con gli obiettivi. Hai usato budget che potevi usare sul mercato di gennaio per rinforzarti, per cambiare allenatore, senza avere bene in testa quale allenatore volevi prendere, perché poi c'è stato un lungo tira e molla. Quei soldi lì non li hai rimessi sul mercato a gennaio, perché ti sono serviti giusto per prendere le altre pedine che ti servivano per coprire chi usciva. Pensiamo a Succio e a Lupi, sostituiti da Omoregbe e da Urso. Però non hai aumentato la qualità, cioè hai tenuto la quantità della rosa, ma non hai messo quello step in più che serviva, la voce malizia, esperienza, qualità per la formazione, per salvarti. Questo è l'errore di base, secondo me. A Sottili, io da difensore coriaceo qual era in campo, l'unico appello che gli si può fare è che la sua Torres deve essere più cattiva, più caratterialmente pronta per questo campionato. Andiamolo a sentire Stefano Sottili nella sala stampa dello stadio Brilli Peri. Io mi sento solo esclusivamente da aggiungere che in 35 anni fra calciatore ed allenatore di attività agonistica, quello che ho visto in 2 mesi e mezzo a Sassari non mi era mai successo. Noi oggi tutti quelli che avevamo in panchina erano tutti con febbre. Quelli in panchina, ne abbiamo lasciati 3 in albergo, 3 a Sassari con la febbre, roba di 38, 38 e mezzo, 39. Oltre purtroppo agli squalificati, agli infortuni di un po' più lunga data, tipo Lombardo, tipo Sanat, tipo Diakité, che obiettivamente in questo momento ci stanno penalizzando tanto. Tra l'altro arrivano in un momento in cui abbiamo anche 3 partite in una settimana. Non sono scusanti, perché non le ho mai trovate, non ho mai e poi mai in 2 mesi e mezzo parlato degli assenti.
però obiettivamente trovarsi in una condizione del genere, adesso andando via andiamo a riprendere i 3 ragazzi all'hotel che abbiamo lasciato lì perché stamattina avevano 39,5 di febbre, la situazione è questa. La prestazione c'è stata, in questo momento purtroppo non riusciamo mai a raccogliere quel qualcosa in più che magari meriteremo anche nella gara di domenica contro il Pontedera non avremmo assolutamente meritato di perdere, però in questo momento gira così, dobbiamo avere la forza morale di stare lì, non abbatterci, perché è troppo poco il tempo che manca alla prossima gara, abbiamo bisogno di recuperare le energie, speriamo di recuperare qualche giocatore, perché così diventa molto molto complicato. abbiamo sentito Stefano Posso dire Sottili. che voglio assicurare a tutti che non era al Sacro Cuore Don Sottili, perché sembrava la chiesa del Sacro Cuore, te lo dico, per chi la conosce, però no, era lo stadio di Montevarchi. No, perché magari insomma di questi tempi, visto quello che appunto è un po' il Esatto, no, discorso siccome infortunietti, magari aveva farci un salto promesso al che avrebbe Sacro Cuore chiamato potrebbe anche il essere- vescovo, vi ricorderete, no? È diventato famoso Sottili Esatto. qualche settimana fa per dire chiamerò il vescovo per fare la formazione, ecco, no, ancora non è stato chiamato nessun vescovo. Il passaggio al Sacro Cuore sarebbe servito. Scherzi a parte, andiamo a vedere il cartello del prossimo turno infrasettimanale, appunto, di Serie C in campo martedì tra il pomeriggio e la sera, insomma, le squadre appunto tra cui Torres e Olbia, Torres che ospita il Rimini, San Donato Tavarnelle e Olbia, come dicevamo prima, però poi anche Alessandria Fermana, Carrarese Fiorenzuola, Imolese Ancona, Pontedera Reggiana, Cesena Virtus Entella, Lucchese, Siena, Recanatese, Gubbio e poi Vispesaro, Montevarchi. Insomma, anche in questo turno ci saranno delle partite che le due sarde dovranno controllare, insomma, spasmodicamente. Mi verrebbe da dire. Roby, chiudiamo il capitolo Serie C per aprire invece quello legato alla Serie D, come sempre con i risultati della 27esima giornata del girone G, quello dove militano le squadre sarde. Andiamo a vedere i risultati di cui si parlava prima: vittoria dell'Arzachena nel derby contro l'Atletico Uri per 1-3, vittoria anche dell'Ilva Maddalena in casa contro il Cassino per 1-0, 1-1 importante della Cos contro il Nola in trasferta, poi ancora stesso risultato per Angri Pomezia e Aprilia Lupa Frascati, 3-0 netto della Casertana sulla Visartena, 2-2 tra Palmese e Monterotondo, 1-2 vittoria del Tivoli contro il Portici e poi il pareggio nel big match per la testa della classifica 2-2 tra Sorrento e Paganese. Questa è la classifica del girone G. Comanda ancora la Paganese a quota 54, 2 punti di vantaggio rispetto al Sorrento, 49 per la Casertana, 44 per la Palmese, 40 per Cassino e Lupa Frascati, 39 per l'Arzachena, 36 per Monterotondo, 35 per la Visartena, poi 33 punti per la Costa Orientale Sarda, 30 per il trio formato da Nola, Angri e Atletico Uri, 29 per Porti, Cilva Maddalena, Tivoli e Aprilia. Chiude il Pomezia a quota 26. Mi sembra, caro Roberto, che insomma qua davvero ogni partita, insomma ogni risultato sia quello della vita fondamentalmente, visto che la classifica è davvero cortissima. Come sempre in Serie D andiamo a vedere la goal collection. Mancano purtroppo i gol del derby tra Atletico e Arzachena, dove non sono state fatte riprese, per cui non è colpa nostra, ma andiamoci a vedere i gol di Nacho Caceiro per l'Ilva Maddalena e poi anche quello di Alejandro Balbo, quindi tutti albiceleste i gol delle sarde di fatto in questa domenica. Andiamo.
Ecco, dicevamo gol in salsa argentina, salsa chimichurri, mi verrebbe da dire, caro Roby, tra Mi il sei gol di piaciuto. Nacho Cacero. Hai visto? Beh, sul cibo io già lo sai che sono abbastanza sul pezzo. Dicevamo, questo regalone, mi verrebbe da dire, del Cassino nei confronti dell'Ilva Maddalena con appunto Nacho Cacero subito pronto ad approfittarne con furbizia, mi verrebbe da dire, per rompere appunto un giro di vittorie che durava da fine 2022 con il derby vinto dall'Ilva Maddalena contro l'Arzachena per 3-2 lì a Moneta, una vittoria di misura che però insomma effettivamente era quello che serviva di fatto ai maddalenini per dare senso a questo finale di stagione e continuare, no, a creare anche problemi a tutte le altre concorrenti, visto che abbiamo visto che in 7 punti ci sono di fatto 9 squadre tra la Costa Orientale Sarda 33 e il Pomezia, ultimo in classifica a quota 26. Dicevamo della importante pareggio della COS contro il Nola, perché il Nola intanto è una squadra che nell'ultimo periodo era molto in uno stato di forma importante, così come la Costa Orientale Sarda. Va detto, importante averci pareggiato, quindi aver prolungato la striscia positiva, anche perché, e lo dice lui, lo sentiremo a breve, di fatto con questo pareggio gli scontri diretti sono a favore del COS, per cui insomma in un finale di stagione di campionato dove tutto sarà veramente, no, bisognerà contare gol, punti, ammoniti, insomma probabilmente chissà, visto che sono tutte lì le squadre, effettivamente insomma avere gli scontri diretti a favore è fondamentale. Andiamo a sentire allora appunto Francesco Loi, intervistato dall'ufficio stampa appunto della Costa Orientale Sarda al termine della partita di Nola. Abbiamo fatto, secondo me, dal punto di vista dell'intensità, della concentrazione, una gran partita. Tatticamente era una partita molto difficile perché giocavamo con una squadra in salute, il campo lo ha dimostrato, però penso pareggio per quello che si è visto in campo più che corretto. Grande merito ai ragazzi che sono stati capaci in un campo difficilissimo di ribaltare una partita che ci dava perdenti alla fine del primo tempo su una situazione con tutti. Abbiamo giocato partite molto difficili, come d'altronde se l'hanno tutte. Oggi era fondamentale dare continuità ai risultati perché ci siamo messi a favore lo scontro diretto con una diretta concorrente, all'andata, e abbiamo preso un punticino in campagna, che non è cosa da poco, e soprattutto nel momento di massima difficoltà a livello di organico abbiamo dato una risposta forte al campionato. Adesso bisogna stare sul pezzo, concentrati, pensare alla partita di domenica prossima che sarà la partita della vita sia per noi che per loro, è il derby, una partita aperta a qualsiasi risultato, quindi dobbiamo fare una settimana perfetta per arrivare a domenica preparati contro un avversario difficile. Ecco, insomma, la partita della vita, ha detto Francesco Loi, quella che aspetta la Costa Orientale Sarda, che appunto domenica ospita l'Ilva Maddalena nel derby. Andiamo a sentire, a proposito di Gallura, anche Marco Nappi, sabato, ha intervistato al nostro Andrea Olmeo, dopo il bel successo dell'Arzachena per 3-1 contro l'Atletico Uri. È una grande prestazione, però poi abbiamo il risultato al 97esimo, abbiamo pareggiato una partita e meritavamo di vincere. Comunque siamo qui a Uri a festeggiare una vittoria importante, una vittoria che è venuta con il sacrificio, anche perché siamo rimasti in 10 nel primo tempo e poi nonostante fossimo rimasti in 10 nel primo tempo, nel secondo tempo ho mantenuto i 3 attaccanti perché questa è una partita che volevo vincere, ma soprattutto per la classifica, non per altro. E poi abbiamo preso il rigore proprio in 11 contro 10, che poi lì c'è stata anche l'espulsione e ci ha agevolato anche perché poi si sono aperti gli spazi e la mia squadra è riuscita a fare il 3-1 con Danilo, un buon acquisti, e poi abbiamo tenuto molto bene il pallone e loro hanno provato in tutte le maniere con i lanci lunghi ad andarci a far male, però la difesa ha lavorato veramente molto bene e di questo ne sono veramente contento e soddisfatto perché abbiamo fatto una grande gara. I primi 20 minuti abbiamo fatto fatica a fare il nostro gioco, anche se siamo partiti da dietro un po' di volte, però loro ci pressavano
e un po' condizionati anche un pochettino dal vento e dalla loro pressione non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Poi, come ti ho detto, abbiamo preso in mano la partita nonostante fossimo rimasti in 10, però ti ripeto, una squadra che rimane in 10 e poi si difende, alla fine lo vai a prendere il gol. Ai ragazzi gli ho detto di continuare a giocare come abbiamo fatto con i 3 attaccanti in avanti per cercare di andare a fare gol. Ci siamo riusciti, in più poi alla fine Luri è rimasta anche in 10 anche loro e poi è venuto tutto più facile. Una vittoria di maturità, quella dell'Arzachena di Marco Nappi, anche perché insomma, con questi 3 punti torna una sola la lunghezza di distanza dal quinto posto occupato in questo momento insieme da Cassino e Lupa Frascati, per cui insomma, se anche se in zona salvezza chiaramente la lotta è molto molto accesa, lo è pure in zona playoff. Chiudiamo il giro di voci dalla Serie D, caro Roberto, andando a sentire Valerio Pisano, DG dell'Ilva Maddalena, che ha rotto di fatto il silenzio stampa proprio oggi in occasione della vittoria contro il Cassino. Tanto è questa l'occasione per dire che interrompiamo il silenzio stampa. Lo avevamo già deciso, qualsiasi fosse stato il risultato, però diciamo che lo interrompiamo in un momento sicuramente felice, ma è anche vero che il proseguo del campionato è veramente impegnativo, quindi abbiamo soltanto fatto un passettino verso quello che è sempre stato il nostro obiettivo da inizio anno, cioè raggiungere la salvezza e mantenere questa categoria. E da qui in poi continueremo sempre con lo stesso impegno che ci abbiamo messo dal 25 di luglio, non è cambiato niente da quel giorno. Intanto complimenti al Cassino perché ha dimostrato di valere la posizione in classifica. E i suoi 40 punti, sapevamo che incontravamo una squadra veramente con giocatori importanti, che fanno una fase offensiva decisiva in tante situazioni. Io credo che i 3 punti siano tutti meritati perché la squadra è entrata in campo con il piglio giusto dal primo minuto. Poi ci sono stati degli episodi, come spesso ci è capitato ultimamente, molto, sfortunati, la traversa, la linea, insomma, però ci abbiamo creduto fino alla fine e credo che il gol arrivi a coronamento di una prestazione importante. Ecco, andiamo a vedere il prossimo turno della Serie D. Abbiamo già spoilerato, Roby, il derby tra Costa Orientale Sarda e Ilva Maddalena, ma partite fondamentali anche per Arzachena Atletico Uri, l'Arzachena che ospita al Pirina la Casertana, mentre l'Atletico Uri farà visita al Pomezia, fanalino di coda del Girone G. Poi le altre partite: Cassino Aprilia, Lupa Frascati Palmese, Paganese Nola, Monterotondo Portici, Tivoli Angri e Visartena Sorrento. Insomma, davvero partite anche in questo caso fondamentali, anche in questo caso così come Serie C, anche in Serie D le sarde dovranno guardare al proprio campo, ma poi anche a quelle che sono le partite che si giocano altrove. Chiudiamo come sempre il discorso con questa nuova puntata della Domenica 131 con il basket, ricordando che ieri l'Esperia Cagliari insomma continua a questa bella marcia in Serie C Gold, una vittoria abbastanza larga, diciamo così, 91-54 sul campo del Formia. La Dinamo Woman di Antonio Restivo, che come dicevamo prima ha perso di misura contro il Crema 65-60, mentre la Dinamo maschile di Piero Bucchi sta giocando il terzo quarto, sta per chiudere di fatto il terzo quarto. In questo momento vantaggio di 4 punti per il Banco di Sardegna su Scafati, 60-56. Speriamo chiaramente che possa essere questo poi anche il risultato finale, ovvero con la vittoria dei bianco-blu. Tutto quello che non vi abbiamo detto lo ritroverete sia su 131 che anche domani ovviamente in zona mista, comprese le dichiarazioni del tecnico della Torres femminile Mauro Ardizzone, delle giocatrici, ma non solo, anche dei giocatori di Serie D. Per cui insomma, caro Roberto, appuntamento con la Domenica 131 tra una settimana, e fin qua è facile perché è abbastanza semplice farlo, ma domani ci sarà Cagliari Social Arena come sempre su UTG 131 direct, insomma tutta la solita filiera, come sempre una nuova settimana dedicata allo sport sardo. Grazie Roby.
Grazie a voi. Grazie a Marcello Mura in regia, appuntamento tra una settimana. Buona serata a tutti, buona domenica e sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.